Eccomi qua, voglio con il mio consueto minuto di ritardo, che oramai è diventato un'abitudine. Scusatemi, ma perché il bottom segna a chiaggia salutare, no? Quindi aspetta, ma cominciamo a giocare, raga. Ma già segna a chiaggia salutare, si casa caruta che purtroppo mo dicessero 10 minuti prima, come fanno certi, a dire la verità, invece no, stanno certi casa caruta che mo dicono un culo alle 9:30 e quindi tengo poche difficoltà, però mi sono telefonino vicino a me, così mi posso leggere, non mi chiaggia salutare in estremis, però la lista invece delle case cadute che me l'hanno detto un po' prima è questa qua di oggi. Allora, saluto Rosi Vizioli, Angelo Mazzella, cioè non manca mai Angelo Mazzella in questa lista dei crolli casalinghi. Poi c'è sta Lorenzo Canzano, Valentina Catanzaro, che pure è un'affezionata a questa lista delle case cadute. Poi c'è sta Domenico Crispino, sempre per dire Crispino, poi chissà che si chiama Marco Upanzer, non ci idea perché si chiama così, si fa chiama Upanzer, e Carlo Vesti, Gerardo Delia e Davide Valentino, che oggi è compleanno suo, quindi facciamo anche gli auguri a Davide Valentino e facci sapere quanti anni fa, Davide, che per noi è un piacere regalarti un pensiero all'MD, te lo facciamo molto volentieri. E, a posto, niente, poi chi ci si no, questa è una Duvaz. Voglio dire invece chi mi salutami alle verso le 9:30. Ragazzi, le 9:30. Ragazzi, le 9:30 ci sta. È uscita una categoria, capi? Ragazzi, le 9:30. Questa è la prima e l'ultima volta che lo saluto, perché oggi fanno un budello per salutare. C'è in a Facebook e io di solito quando era 3-4 faccio proprio come te ne pensi, capisci niente. Comunque ce l'abbiamo qua. Gerardo De Lilla ci salutato, Ugo Flaminio che saluto, poi c'è sta Carmine Gregorio, Anthony Lingria, non ci penso nessuno, e Sergio Fenderico, Sdino Raffaele Sdino, penso che si chiama, chissà, Edoardo Valle che ci fa freddo da voi, sì, fa freddo, e basta, chissà, sono che ci tocchiamo, vi saluto. Allora, andiamo nella pagina dei commenti invece a vedere chi ci sta, chi casa caduta ci sta questa sera presente nella nostra live. Allora, stasera faccio qualche routine, questa sera ve lo anticipo che farò qualche routine in più perché ci mangiate da poco. Allora, c'è sta Sasi Ciccarelli, Giuseppe Porricelli, Forza Azzurri, che veramente Forza Azzurri, non so da quante live ti deve mi fa piacere perché sei sempre qua, veramente sei di compagnia. Io, tra l'altro, parentesi, colgo l'occasione per qualcuno di voi starà pensando già, diceva, la misato di Luigi grigio topo che mi metteva l'anno scorso, e che l'anno scorso, quest'anno, e vabbè, per parecchi, per passata una vita, invece sono passato solo qualche mese, cioè l'inverno scorso me lo mettevo questo pigiama e mo sono tornato da un metro perché praticamente tengo pochi freni, cioè non ce l'ho più, la teneva aereo. Però vabbè, oggi si va su stata a casa, no, per precauzione, per non cadere malato una volta e quindi sono stato a una tua pigiama e quindi ci stavo facendo la live pigiama e quindi per gli amanti delle live passate, per gli aficionados, voglio lanciare questa parola spagnola così mi voglio dire, praticamente eccolo qua di nuovo, ritornato il pigiama grigio topo. E poi c'è sta Achille Cerbone, Yamma Yaga Sakaruto, Alessio Enigma che sarebbe Alessio Perrotta che saluto, che come già tutti, no, tutti lo sapete, non lo sapete, però poco la Gitta è un grande amante di Rocky e appena fa Rocky, come me, subito dovete chi di voi, chi lo sa, chi già lo sa, vogliamo qualcuno di voi già lo sa, no? Comunque so che ha fatto un po' di voto, non si è capito perché sta cosa, è un po' strana, cioè tipo in un mese e mezzo, non dico tutti i giorni, però stranamente serie di Rocky a non finire in da televisione, addirittura ieri ha fatto una maratona, cioè la mattina fino alla sera hanno fatto tutto film di Rocky, da Rocky 1 fino a Rocky Balboa, Capos Rocky 6, e io me l'ha visto Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, e poi la settimana scorsa ha fatto tipo, è finita la serie che faceva una volta a settimana Rocky, comunque faceva Rocky tutti i giorni, sai capito che tipo quando, cioè tipo come se fosse morto Stallone, no? Sai, quando muore un attore, sai, fanno dei film e visto tutti i giorni, ecco. Però Stallone non è morto, fortunatamente fa una razza di palo, non ci tirammi via a Stallone che è un grande attore. E vabbè, comunque ci sono piacere questa serie di Rocky perché effettivamente è un film che ci fa sempre casa a me, particolarmente a me mi fa casa a suo film. È una cosa eccezionale, può essere pure 100 volte, però a me mi fa anche qua, non lo so.
ci stanno certe parti, certe frasi, c'è poche la musica sotto, il canzone, è una cosa forte, voglio, troppo forte. Comunque continuiamo a salutare chi ci sta nel 1988 Nemesis, ciao, tanti auguri, grazie Nemesis pure a te, Pasquale Frattini, Simone Torraca, YouTube Games, pure un buon ricordo, Salvatore Romano grande, Salvatore Romano grandissimo, Tonia Smile, poi ci sta più Angelo Mazzillo che l'ha già salutato, José Calleon, voglio grandissimo, Elisa Rivola, e chissà di Fulmine Giallo, Carmine Catapano, grandissimo, che voglio salutare. Vabbè, comunque è stato un po' finito pure Salvo Sibillo e vi saluto tutti quanti. Allora, partiamo a leggere qualcosa. Come è stata la cena? Come chiama? Sì, è stata una bella cena, cioè cena, poi, per la verità, oggi mangiato tardi, no? Perché teneva freddo, cioè, tardi, che poi giustamente andremo qua a fare. E poi quindi ho fatto colazione, tipo a ora di pranzo ho fatto colazione e poi ho continuato a spuzzuliare durante tutta la giornata, non vorrei che lo mangi mangiato perché io là da cucina spuzzuliavo una merendina, spuzzuliavo una felle di pizza, una felle e finché a un certo punto spuzzuliando, mi mangiato due piatti di tortelline in brodo e quindi ho completato, per ora ho completato perché farò sicuramente fare 3 ore ma ne faccio mi fammi mangiare da ora perché è un periodo che siamo un po' sballati, non solo io, credo pure voi, si feste natalizi ci hanno un po' sballato gli orari e quindi per le buone 2 a notte ci mangiamo una pizza che scarola, armasuglio di Natale, di queste feste qua, quindi vabbè, comunque Mr. Fulmin Man, c'erano dopo 1000 anni sono tornato, addirittura Fulmin Man, veramente Fulmin Man, sì, è parecchio che non dovrei, dopo 1000 anni, penso che sono proprio troppi, però mi fa piacere che ci sei. Troublemaker, cioè c'è stavolta Cesare non c'è, è sparito, puoi fare un appello per ritrovarlo? Guardi, non so a chi ti riferisci, ma forse Cesare Masola, che prima mi hai scritto tu, non so se tu sei Serena Nartucci, perché la mamma ci pare di non fosse, ma voi siete una coppia che volete che live mia, me l'avevo scritto prima, e non ci capisco se è lui. Comunque Cesare, se ci sei, batti un colpo che voglio ti stai cercando, e non vorrei che ti sei persa troppo, ma a chi l'ha vista, ci facciamo l'ansia un gol, la sigla ci facciamo, e va bene. Capo, tra parentesi, la volta in un gruppo mi avrete una live, no? C'è solo una roba, cioè, ma ci voglio dire una live che faccino. Comunque voglio mandare che in un'ora, dacci quando volta ci faccino, voglio mandare che, cioè, è una cosa che poi uno se ne accorge solo la roba che sa avere, no? Cioè, penso che nessuno me l'avevi detto però, qualcuno di voi aveva visto, c'era però quando avevo 12 sto faccino, e invece io voglio mandare che non l'ho contate, però la JIT proprio non ne modo, ci facciamo, è proprio una mia, come si dice, non mi ricordo, quando non ci sembra la stessa cosa, no? Una mia prerogativa, mettiamola così. Vabbè, comunque, Antonio Sorrentino, prima volta che ti vedo, ciao Cielo Grande Antonio, Salvatore Romano, evento di Piazza del Plebiscito a Capodanno, tra tanti sponsor si è aggiunto l'MD, con Ceruni a manifestare è diventato ormai il rappresentante, a dire io penso che stia paziendo, comunque MD veramente ha visto tra l'altro a Montesanto, non so se voi bazzicate per la stazione di Montesanto della Cumana, praticamente come si scende in scalo, quando voi scendete dalla Cumana ci stanno un banner pubblicitario però sta scritto Deco, cioè supermercati Deco, io sogno mio, no? È che là, che alla posto di Deco ci stessero belle cose MD, cioè sarebbe una vittoria diciamo, per me, no? Morale, per come io amo l'MD, fosse bella per il bello MD quando 5 kg scala la comane che io prendo spesso, quindi però vabbè, purtroppo ancora domina. Vabbè, comunque ci ha girato un'idea a chi l'MD. Alessio Iagrossi, viva San Carlino, il vino per tutte le case cadute. Fosse bello andare vino San Carlino, fosse San Crispino, sarebbe bello. Chi ci sta? Chi ci sta? Fammi vedere un attimo. Sasi Ciccarelli, che pure saluto, e Elisa Rivola che vi saluta tutti quanti. Buonasera a tutti. Allora, andiamo a ricaricare qualche commento e andiamo a vedere proprio chi altra casa caruta ci sta. Luigi D'Alterio mi saluti, ciao Luigi, Carmen De Gregorio, Fabri, ma Russo è il tuo amico, mi piaceva, addirittura, e tweet che era troppo rosso per te, mi ricordo proprio su commento lo tweet, no, quello era poco troppo rosso per me, ha detto Ciccio, sarebbe Domenico, se ci stai ascoltando, è probabile che ci stai ascoltando, comunque c'è sta, come si chiama, Carmen De Gregorio che ti segue, gli piaci, e quindi e questa live è anche, diciamo, per far accoppiare un po' le persone, quindi sfruttiamola in tutti i modi possibili. Quindi capo quello che sa da sposare Ciccio, invece che dice Carmen, ti voglio bene, ma tu non puoi sfasciarmi ora una famiglia che sta per sposarsi, quindi vabbè, comunque. Angelo Mazzil, mi sbaglio, il pigiama è grigio zoccola, sì, è grigio zoccola.
Manu The King, voi casa grande Manu, lo ci sta Carmen, per la tua gioia, ho appena letto, ho appena letto il commento di Ciccio, di Domidò, e quindi ha sentito benissimo questa cosa che mi ha detto che gli piace. Vabbè, ancora di lui, insomma, fa 3.000, scusate, facete Mister Uesa, pure cosa là, Peppe Buonocore, grandissimo, sempre presente, fratello, sei un grande, ti voglio bene, grande Peppe Buonocore, anzi approfitto per dire, voglio Peppe in questi giorni, non mi ricordo, ieri o l'altro, ha fatto una canzone nuova, quindi Peppe Buonocore, ho trovato un po' a Facebook e aveva il suo nuovo inedito. Mister Fulminman, cioè non sto venendo nelle live per colpa che la merda a scuola superiore, capaciti superiore, vado a Vittorio Veneto, ovvero quella a Scampia Alberghina. Sì, a scuola, sì, effettivamente mi rendo conto che a scuola non può, cioè, a sera un po' fa tardi, ovviamente, a buca non è che facciamo proprio da live, perché facciamo 9:30 e quindi 10:30 già è finito, cioè, a meno che non va a cucchi 10, non lo so, vabbè, comunque mi dispiace che non puoi seguire la live, ma poi ti rifarai in estate, quando è bella e buona, ci mi live a mezzanotte e ci passa manco cazzo. Achille Cerbone, Fabri, non lo so se già te lo hanno chiesto, ma conosci Diego Laurenti? Se sì, come l'hai conosciuto? Come no? Lo conosco a Diego e penso che lo conoscete pure lui. E io l'ho conosciuto a Diego di persona, penso che tu stai intendendo, l'ho conosciuto quando siamo andati a fare si muta a Roma, praticamente perché se una cosa di Google, YouTube, no? Se cose YouTube, una specie di riunione, e comunque si muta a Roma insieme con il treno, andate e ritorno insieme con il treno, stiamo facendo pure tardi, mi ricordo, e ci pigliamo il treno proprio giusto, tipo, siamo a 10 la mattina, e hai visto due per chiuso fuori, c'è l'Intercity, che comunque c'è ma pigliava uno che si chiama, è l'unico che costava così poco, e vabbè, pure perché arrivavamo presto là, diciamoci la verità, se ci pigliamo una treno arriviamo tardi, e quindi stiamo a decidere per questa sorta di treno delle case cadute, mo costava 10 euro e 80 centesimi, non posso mai scordare. Mariano De Rosa, grande, buonasera Fabio, sei sempre un numero uno, grande Mariano, che se non sbaglio, Mariano, Maria pensa che sì, tu poi correggimi se sbaglio, hai partecipato pure a un video nuovo post, ho fatto il corso di parcheggiatore abusivo che non so se l'avete visto, e Mariana ha fatto una piccola parte del forum ed è stato pure bravo, è stato anche bravo. Achille Cerbone, Fabri, scusa, ma Achille, eccolo qua, non lo so come si chiama, YouTube Game, buonasera direttore, mi chiama direttore YouTube perché magari sono direttore dell'MD, ma quando la mattina l'offerta in coppa passa di cecco, ma pasta di cecco noi all'MD non credo che la vendiamo, ma mi stai cogliendo un po' diciamo, di controbalzo, ma la pasta di cecco è una cosa troppo alto livello, non credo che all'MD noi abbiamo queste cose di altissimo livello, perché veramente non ci permettiamo di vendere cose di marca. E a mannanza, altri commenti sotto. José Calleone, c'era su Davide Valentino e l'onomastico alla casa Caruta e tutto quello compleanni ti vedo a casa Caruta, vedi che fiducia, vedi come mi fido io. Salvatore Romano, aspetta, Salvatore da chiappa, ma quelli dell'MD, aspetta un attimo, c'è una cosa un po' all'MD, ma quelli dell'MD ti conoscono ormai, sanno che fai video case cadute, che parli di loro, che ne sa, ci fai amicizia, no, verità, da quando poi capita, cioè capita, io ci capito, ma sempre all'MD, no, spesso, però i bot guardano e guardano poco a pizzica, no, però zero, mi cagano proprio perché mi riconoscono zero, proprio zero. E pure i ricoveri, io quando parlo dell'MD, però si forse ho fatica la mattina si intende di stare vicino al computer, quindi non seguono le vicende di internet, di Facebook e di YouTube, quindi non mi sanno proprio. No. E se la sapevi, pensi che voto, che guardo qui la cosa e dici, se la sapevi che non sembra buio all'MD, ecco. Ma qualche giorno ci fa veramente un video, rinda all'MD è uno dei miei piccoli sogni diciamo a livello video di fare qualcosa LMD, ma prima o poi arriverà. Carmen De Gregori, mo si sta ottanare, Fabrizio Pazzian, roppa innamorata, mi sta pigliando ammazzare, bossa, pazziamo, mo tu vuoi tirare indietro, comunque. A poi c'è il domito, veramente, cioè, ti può essere padre, domito, voglio di no, so tu quando ne no. Quello di YouTube ci saluta, buonasera. Aspetta, scusate, voglio dire se ho saltato qualche commento. Ah, Mister Fulmin me, cioè, non ti ricordi di me, non vado nelle tue live, il kite praticamente su Milan, nelle tue live da 4-5 settimane, ma a Milan si è passata a 4-5 settimane. Andrea Assunto, Berlusconi è cresciuto con Rocky, secondo me a scuola va tutto quanto. Guarda che Berlusconi, a parte scherzi, ha gestito la figlia quando era giovane, io tutto, paro veramente un fisico lo scaldabagno, perché Berlusconi veramente pare uno scaldabagno, però
quando era giovane, dice, ti fa figlio perché si è bombato, si è tutto muscolo. Tipo il figlio, non so se conosci il figlio bello scuro, che è un bel ragazzo, alto, muscoloso, che spalle, no? È bello scuro, tale e quale, era un ragazzo molto sportivo, molto poi giusto Davide si è curciato, non lo so, che passa e si è fatto un po' più scaldabagno, però comunque aveva un bel figlio. Ma tu mi sono pensato, quando vorrei tanto a ciuazzi, bello scuro, quando la prima sarà mangiato, poi avrà fatti morta. Allora, chi ci sta? Enigma It, no, sparate le botte sparate a Roberto Carlino, sì, un po' una, come si dice, ha parafrasato, questa sì, proprio parafrasato, il titolo della live. Fulmine giallo Camma proporre a casa produttrice Cherokee a fare un film nuovo. Ma sai che ci sia una, mo pazienza mi hanno mandato una cosa, un link, una cosa dove c'è una specie di copertina, cioè una copertina di un film che farà proprio Rocky, una cosa, non so se è una stronzata, però c'è sia una cosa, sta poco faccio far sapere, tipo un Rocky nel 2016 farà un Rocky, non so se c'è Rocky 7, poi non lo so. Comunque, vabbè, non so, proprio Rocky Babonau, ma c'è da Rocky 6, con tutta la quanta scelta, mi ricordo quanti anni fa uscì, no? Sai, c'è tabù, magari quando ci facessero sei, cioè, ero arrivato, no? Cioè, non me lo vedo, non mi è vicino, no? Poi mi è capitato proprio in data televisione, cioè, devo dire la verità, non è proprio male, cioè, proprio, non è proprio malino, cioè, non sta a livello di Rocky 4, Rocky 5, Rocky 1, per caso è più bello, secondo me, però manca il cessa, dice, stanno un basta, certe cose, belle pure, sta una frase bellissima, sta facendo l'incontro finale con questo Nilo, no? Campione del mondo, eh? E comunque praticamente cioè, erano più di 3 round che tu quando dicevi, questa è una casa caruta, era un round che Karen Terra è morto, che invece Rocky praticamente comunque resiste 2-3 round, la musica, cioè che la musica voglio è una cosa, cioè, e Bonillo spara una frase nel film che si dice benvenuti nel mondo di Rocky, cioè non lo so, mo la città così a Waller, però in dacchi il momento che tu sei nel film, cioè, è cominciato il film, io ho cominciato 10 minuti dalla fine, i film Rocky, che ti fanno a casa, che solo quei moro, che, cioè, roba seria, roba molto seria, quindi non è male, Rocky 6, si imbolate mai visto, verità vero, perché non è un film da buttare, allora, ma per me, poi si può favorire, mi piace, e ecco qua. Vabbè, comunque, sai, è molto Rocket. Mi ha fatto morire, facendo queste cose non parlo. Allora, adesso, Achille Cerboni, ti piacerebbe fare un video commento insieme a lui? A Diego, penso che stai intendendo, che penso di sì, penso che ci divertissimo. Mario De Rosa, sì, sì, Fabri, sono io. Ah, allora, al video che ho partecipato al video è stato un piacere, ma pure per me, pure perché ti sei trovato bella e buona, come spesso capita in dei video che facciamo noi, e poi capita bello buono, tu trovi un video nuovo, sta all'improvviso e poi si trovi che pigliamo così a Paul e tu sei venuto a volo con Mario, non mi ricordo, e quindi stiamo manando, hai fatto parte pure tu al video. E vabbè. Luca Brunacci, lo sai Casio meglio? No, ti ringrazio Luca di questa cosa. Poi ci sta più Mariano, chissà dai, perché stavi morendo, no? Non stai morendo, non ci vedo perché si faccio se le omuli famuri. E, e adesso, aspetta, Luigi Esposito, c'ero il 31 vai a Piazza del Plebiscito, il 31 è domani, e ti dice pure domani vai a Piazza del Plebiscito, comunque io dice il 31, infatti pure pensavo che scusa, ma quando è il 31 è domani? E pensi sì, voglio, pensi proprio sì, perché voilà, già la settimana scorsa, capo tra l'altro, la settimana scorsa ci ho fatto una figura e merda, non so se ne siete accorti, penso di sì, che a G2, questa sarà l'ultima live, ha pure controllato, penso che a casa che ha pure controllato, un po' alla gente, un po' telefonino, a G2, fammi si questa è l'ultima live dell'anno, ha controllato e ci sì, questa è l'ultima live dell'anno, quindi ragazzi ci vediamo l'anno prossimo, vero? Perché era oggi l'ultima live dell'anno, penso che a che livello è avuto caso leggo pure un po' cosa e non riesco a ingagare niente. Vabbè, no, volevo vedere quanti spettatori siamo, siamo 43, 44. E niente, allora, andiamo avanti con i commenti. Allora, Achille c'è Bonnet, non so, ce l'ha già pezzo. Andrea Assunto, vabbè, roba da chiappa, che no, da chiappa, mo, ha fatto mica roba da chiappa più, eccolo qua. No, ci sembra la stessa domanda, vabbè, no, la sono che ci sembra la stessa domanda. Ait Ciccio, Carmen, Ait Carmen se la benvenuta, addirittura Ciccio si propone
fra poco si sposa Ciccio, il 27 giugno si sposa Ciccio e c'ha fa pure a busto, cioè, ma fa, mamma mia, voglio, questa manina, tengo il matrimonio di stanno, c'era la Roma già poi, voglio. Allora, Andrea Assunto, no, vabbè, io dicevo Pier Silvio, Pier Silvio Berlusconi, lui è cresciuto con Rocky e il suo presidente della Mediaset, effettivamente sì, perché, diciamo, sì, parecchio tempo che oramai sì, è per Silvio Berlusconi, figlio Berlusconi è presidente della Mediaset e non più Berlusconi, pochi fa breve, tutto, stanno attuando, ci mette tutto loro, poi alla fine la figlia, la comanda sempre Berlusconi. Finire un ora, penso che la comanda sempre. Poi, grande Gianni Omega, buonasera Fabri, grande Gianni. Um, lo so. Luigi Daltero c'ero qualche volta fino all'MD a Giuliano, ma già la città da voto mi piacerebbe proprio fare un tour negli MD, che cioè, la gente fanno i tour in di piazza, no? I cantanti fanno i tour così in di teatro, io volessi fare i tour all'MD, mi piace proprio il mio sogno, se io non andasse famoso, no? Non sta cercando di andare, allora i tour gli sta a fare all'MD, mi facessi in di teatro, in di piazza, no? Fare veramente all'MD siamo pure coperti. Si fa cavare, ci mettiamo nel reparto gelati, ci mettiamo vicino ai frigoriferi, quindi sì, sarebbe una bella idea. MD World Tour, Tour, MD World Tour, non si immagina c'è un MD, vabbè, vuol dire che Marina. Allora, Troublemaker, sì, ero io nel commento che riferivo a Cesare Masola che ancora non è tornata, tu Cesare veramente ci stai facendo preoccupare, torna presto Cesare perché sta serena che ti sta aspettando e non vorrei che ti perde e poi non lo so. Invece è buona, Casa Caruto rimane è trend. Poi rimane, ma stato più qua a me, ma vuole stare a cena, no, rimane 31, è giù. No, mo sta facendo rimane 31, cioè rimane trend, no, è giù, ma che è? Infatti che tengo il telefono che dice mamma ma proprio una casa Caruto, a lenta lenta, piano piano, la gente poco po' di sotto a basso, ma che volessi tenere una cosa di soldi, solamente per chi ti telefono a basso, se ti tenessi i soldi, no, la gente diceva poi facessi i viaggi, facessi maccatsi in macchina, ma no, se si nei film, no, io penso maccatasi i telefoni, maccatasi 5-6 telefoni, ma non perché mi piacciono, solamente perché a comune sono scritto, poi ho detto la coppa a basso, questo è il mio sfizio di 7-8 telefoni, giusto perché, capito, boh, aspetta, uno può sputare in faccia, uno può tabà, l'altro può giocare, questa sarebbe la mia, perché per esempio il telefono mio, io 3 ore per esempio rimane più giorni, cioè come si può fare? Un altro telefono normale, tutto da essere fatto. Invece io già mi devo appurare di questa cosa. Ma poi tu agenda, cioè sono fatti. Ma no, era il 30, cioè, proprio, a me 37 frego mi ha fatti, mi ha fatto perdere. Poi sono contento, so che diciamo non devo quasi si riscendere, poi a Pobutello, mi scocciavo perché sai, non sono ancora in bene. Ma comunque. Andrea Assunto, qua c'ero che stai dicendo, Rocky Balboa, Rocky 6 è pure più bello dello 3 e 2-5 secondo me, soprattutto per le musiche hanno esagerato, ti dico la verità, o 3 potremmo pure parlare perché o 3 effettivamente è un luogo così, o 3 non è proprio eccezionale, però o 5 è bello, no, tu hai detto o 5, pensavo o 4, o 4 vabbè, o 4 per me è più bello, o 4 è l'1 è più bello, però o 5 è bello, andare a 5 con guarda che è forte, ho fatto il mio ring alla strada, cioè non si passa a nada, lo 5 è fatto bene. Guarda, quando c'è lo 5 pareva un po' così, sai, cioè, ma non sta a livello. Invece lo 5 guardandolo poi dopo, tante volte, ha già capito che è un buchino di film d'arte. O se è bello, per carità, però o 5 secondo me è un attimo meglio, perché poi è vecchio, cioè, vecchio stampo, capire? Spesso il Stallone non è 80 anni come te, ma è più giovane, era più... A me mi piace più come una cosa soggettiva, per carità, fatti magari mi piace. E vabbè, Gianni Omega hai spaccato questi capiti stasera, non c'è sta niente di nuovo, ma ci tagliamo perché veramente stiamo a un livello di Casa Caruto assurdo. E lo sta. Gianni Omega Fabrizio stasera pensavo che non facessi la live se proprio una Casa Caruto. No, io voglio, è difficile che non faccia la live, per la verità, perché ad succedere proprio Coppa da track, la dopo sta la finale Supercoppa, c'è una facetta, però di solito quando una faccia cerca la spostare una roba massimo o mercoledì, ma no, ma di solito capita che la sposto il martedì per ragioni così, però di solito la faccia, se la posso fare la faccia sempre, anzi, che se stiamo notando che ha già fatto veramente un anno, voglio che ha fatto veramente un sacco live, tipo 46, 47 live. E difficilmente se non mai, ha già zumbato una settimana, mi pare che non ha mai zumbato una settimana. Comunque chissà, dai, c'è lo set fatto, no, no, è assolutamente vero, sai?
vabbè. Chissà che giustamente qualcuno casa Caruto oggi è 29, ci siamo, rimane 30, ci dice, vabbè, ubriaco oggi è 29, già capito, grazie, rimane 30, tu guarda così, vabbè è facile, è stato con cazzo un po' di anni, è stato con la gente, con il calendario, con la telefonia, grazie a cazzo, posso sapere, io ho 37 frega, permettetemi questo svarione, permettetemi questa distrazione, a volte capisci quasi, da si festa, c'è un capisce che giorno è, che giorno non è, dopo che è passata Natale non si è capito niente, quindi se Santo Stefano abbiamo retto, poi dopo non si è capito, il 7, non si è capito niente di più. Ma fine quando bene 11 gennaio, non ci arriviamo più. Vabbè, comunque, oggi ha assunto le lue mezze con vino e l'MD non è buono, ma subito la capimotta, no? Io il vino non me lo prendo all'MD, sinceramente, pure perché oggi c'è da perché dall'MD per un vino e l'MD fa proprio schifo, cioè, io qualche volta ci ho provato bottigliere di 3 euro, ma anzi può bere proprio mi pigli sempre un vino, no, mi pigli sempre no, perché mi pigli ogni tanto, io non bevo di solito il vino, bevo più la birra, mi piace più la birra, ma nemmeno io non è che bevo, ogni tanto una volta settimana bevo una birra, e quando prendo il vino, sto dicendo, a Cappianuro, c'è sta un vino che si chiama, mi ricordo, Anduria, Manduria, cioè, o Manduria o Anduria, una cosa che no? Un vino dolce, rosso, è l'unico vino che a me mi piace, perché pure questo vino tutto a me non mi è mai piaciuto. Cioè, un vino proprio in generale, non è che mi piace assai, preferisco la birra. Chi sta ancora nel tornato, ci sarei ma solo, mi dispiace, però proprio Raffaele Ciotola, c'ero che a casa Caruto questi film che stanno facendo. Guarda, ti dirò, ha notato una cosa, e poi sono stata azzeccata alla televisione, nel senso che, no, azzeccata proprio, azzeccata no, però comunque sono state abbastanza variate televisioni da Seaworn, e ha notato che non lo so, ma non fanno più i film di Natale una volta, cioè, tu dici, ma ho perso l'aereo, boh, intanto, mamma ho perso un suo io, non cioè, c'era un fascino, mi 20 anni fa, perché uno suo sempre con piacere, non è che, sono quelli classici, no, che uno, ma solitamente agisce che non facevano, quest'anno più i film di una volta, io ero abituato a vedere certi film che non hanno fatti più, boh, non lo so, se, non lo so, forse fanno coppa a Sky, non lo so, coppa sti cazzi TV a pagamento, non lo so, però boh, sono rimasto poco deluso da questa programmazione televisiva. Roberto Piccolo, vuoi Fabbrico, ma quel tuo amico di Monte San Giovanni, il grandissimo Enrico, come si chiama? Enrico Pratticona, così. La qualcuno ha detto, guarda, ma chi è scemo, cosa così, ma allora io mi sono dato un male, perché per carità, lungi da me, che io faccio fottere a uno che non sta buono, no? Non mi permetterei mai, perché è una cosa che io schifo quando fanno là, figurati un momento a fare. Allora, sinceramente, quando l'ho visto sto video, mi è piaciuto, ho detto, "Mo faccio una cosa, non passa. Dopodiché un maschio il caso, però Fabri agisce la sua non sta buono, video buono, però oh, mi sono da informare. Mi sono da informare e agisce che la sua non è che non sta buono, non è che è scema, è ritardata e cose, anzi, è un guaglione di terra, no? Un guaglione che sta a terra, evidentemente, un guaglione che non è dimestichezza su internet, cioè, un guaglione semplice, ma non come noi che siamo guaglioni che stiamo avvicinando a sto po', siamo un po' ignoranti, parliamoci, vogliono così un buono, vogliono certamente non una handicappata, ecco, perché figuriamoci si mette a fare. No, voglio chiarire questa cosa perché qualcuno light e poi mi fa morire poi chi dice queste cose, no? Ma si sta informando prima, perché poi fa pure una cioè fa una brutta figura tra virgolette, cioè non è che fa una brutta figura, perché si informasse prima, cioè se uno si informa e dice guarda, sono sicuro che è così, credo, ma guarda, allora uno dice, aspetta, fammi vedere chi sei, cioè, dici uno poi bello e buono, vai a vedere una campione, e dice, allora si proprio una casa caruta, mi fa spantare, mi fa pure cioè io cioè, all'inizio quando chi mai mi sono rimasto poco così, però poi ho visto che hanno un mio avere, che è un guaglione normale, però sì, ovviamente ignorante, ma non è un ragazzo che ha dei problemi motori o robe varie. Comunque, vabbè, poi ci stanno so che si stanno qua in voglio dire. E vabbè, comunque, mannaggia. Gianni Omega, Fabri, vuoi salutare Tony Di Tullio, che è un tuo grande fan, bellissimo Tony Di Tullio, ti saluto. Ho pensato Tullio De Ricci, come ho fatto. Ehm, hai la barba febbrosa, Alessio Enigma. No, barba tengo, poco. Accattai la PlayStation 3, stai parafrasando il grande pratico. Luigi Esposito, Fabbrichi, la casa di Carlina, Tamis, Luce in culo e tapati a freo di un primo capodanno. E penso che sia stata Barbara Russo, che non Roberto Carlino, che oramai ci sta una certa amicizia virtuale. Gianni Omega, quanto lo paghi al litro a pianura? Ah, su vino che stai dicendo tu?
Guarda, non mi ricordo quanto pava, però tipo tu stai se pigli un litro, 2 litri, 2,20 €, una cosa che sono, 2,20 €, poi 2,40, 2,30 €, una cosa che sono, a bottiglia, non so quando è un litro e mezzo, non lo so. Angelo Mazzila, la casa cadutaggine, è un aggettivo cerroniano, dici cerrodiano, dici, niente, lui dice una cosa random, cioè alla grande, cioè, come si chiama? Angelo Mazzilla. Angelo Mazzilla è più scemo di me, veramente ha trovato una persona che ogni tanto ci scusate che di cazzo Angelo Mazzilla sta lì alla scena, ma boh, chissà, boh, non ho mai partito parte pratico stato zappo apri la vigna, voi che facete, ciao. Gianni Omega, vino di Manduria, mi corregge, vino sì, si c'è Manduria, a poco ci va Manduar, vabbè comunque Manduria si chiama, è buono, è un ottimo vino rosso pugliese, addirittura pensavo facendo a piano, pensavo con la mia ignoranza in qualità di vino, comunque sì, è buono, a me piace perché è dolce, quindi c'è. Achille Cerbone, c'è il prossimo video un'anticipazione. Voglio dirci la verità, mi è venuto, cioè, è un periodo, no, tipo sabato, non so, sarà stata la fresa, come sto giorni, no, tra cui questo sabato, che mi sono venuto un sacco di idee, ma improvvisamente, il camminavo e mi veniva ogni cazzo mi veniva un'idea, ma dici tutto quanto, che poi di solito quando mi vengono queste idee, per non perderle, me le scrivo, e niente, comunque mi sono venuto 4-5 idee che già qualcuno la tenevo prima, non è che già avevamo qualche idea di fare qualche, però mi sono venute altre che comunque stanno piene di idee, ecco, ne abbiamo uscito solo uno e non dico anticipazione perché dobbiamo ancora decidere che ma fa, però ci sta, sicuramente facciamo un sacco di cose, ci stanno, e anche cose molto diverse da quelle che abbiamo fatto, ma già voi ci trovate, avevo fatto per esempio corso parcheggiatore abusivo, che non è una cosa che avevamo mai fatto, fondamentalmente una cosa abbastanza nuova, nel genere nostro, che era quello dei parodie, dei scherzi, le pubblicità bongo pappi, ecco. E quindi questo sarà un anno che cazzo, ci fai da perché ci muoviamo solo a fare di cose, altre cose un po' più così particolari. Sta scena un po' a Facebook, non ci può vedere, perdonami se non ti rispondo perché non mi posso mettere a rispondere un po' a Facebook, siamo a un euro. Niente, volevo vedere qualche commento che mi sono perso, vabbè. Andrea Assunto, ma serio, non lo fanno più i film in avo, tu sei d'accordo con me? Andrea Assunto, ma ogni anno ci rompono cazzo una volta, vabbè, ma allora, su una volta per due, io sono d'accordo con fan, perché è un grande classico, effettivamente. Io sono per i grandi classici, cioè non è che fra 50 anni ci potremmo vedere una volta per due, per carità. Però comunque sono film che fa piacere solamente dei brevi, sono dei video, no? Ma fa piacere che hanno dato il kill, che andate su questa caucia cavata, però tu, non lo so, a me mi dà compagnia, mi fa sentire Natale, no? Quello film, di vedere la faccia di Murphy, dei Necrovit, vabbè, su cazzi muri il film, però, cioè, io non ho mai visto dall'inizio fino alla fine, perché giustamente sempre quando ci facciamo tu stai mangiando e quindi non è che devo vedere un film mentre stai mangiando e vabbè. Comunque sì, è una partita per due e farà 40, farà 40 anni ogni anno, non ha già avuto coraggio di lavorare nemmeno una volta. Quindi, la stessa cosa mia senza leggere il resto del suo commento. Ma nessuno secondo me sa mai visto una volta per due, io ciò non lo fanno, proprio dicevo, teoria, famo, quello che avevo vedere, l'uomo mai messo. Allora, aspetta un attimo, a casa caduta Gianget. Mai dire KO ha scritto italiano, please. Mai dire KO, io sono napoletano, quindi parlo napoletano, quindi cazzo qua, sopra detto proprio così così. Ogni tanto ringraziamo Marano per dire una parola in italiano e se no la fa bocca a chi debbio a tabbare la televisione. Allora, Roberto Piccolo fa prima, durante le feste sta sempre aperto il tuo MD, ma sinceramente non ci ho fatto caso, ti dico la verità, non ci ho fatto caso, ma non ci ho fatto caso, ti dico la verità, però penso che a Natale sia chiuso, penso di sì, penso che è chiuso a Natale, no, non tu sai ci rispondo a questa domanda, mi dispiace. Alessio Enigma, ma nella pubblicità ci sono i social di Carlino, e delle vendite vanno forte. Invece le delle vendite externi, cioè, non lo so che stai intendendo, forse mi fa pensare mai l'aereo perché mi è chiuso un capo, il fatto che avrei che ogni pubblicità per una scelta tra Docce Remail, usciva una volta Giorgio Mastrotto, una volta Cesare Cadeo, una volta usciva una, capivo, ma poi mi accattava la doccia, e si chiama per mi accattava la doccia, perché oramai ogni pubblicità si sta tra la doccia, mi hanno fatto proprio la lavaggio cervello e c'è mancato poco, che chiamava e mi accattava la doccia a 149 euro, ma ci manda a me con la pubblicità incomoderate. Aulo, Gianni Omega è un esperto di vino,
Il Primitivo di Manduria è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Brindisi e Taranto. Non so se letto un po' a Wikipedia o si un ubriacone proprio là, proprio diplomati, e quindi sapevi questa cosa a memoria. Comunque fa piacere di questa informazione che io non sapevo, veramente, veramente guarda, diceva chissà quanta figure me ci azzeccato fino a oggi, che io dicevo che erano vini di Canuto, quanta figure me mi hai salvato, dici meglio tardi che mai. Comunque. Andrea Assunto, ce lo vogliamo la parodia di una canzone tipo Avi Foro o Spendi, non ce la faccio più, ma senti i Stahin e Malingunia, addirittura a Malingunia che senti parodia. Guardi, la gente già non so che voto, Andrea, a me con piacere la parodia, però sai, la parodia è proprio una cosa passata, ce lo so, parecchie voci piacciono, le parodie, non lo so, perché la parodia ha una sua particolarità che io ho notato dopo tanto tempo che poi ci penso, no? E la forza delle parodie sono che canzoni, no? Perché ovviamente c'è una canzone che quando passa 100 anni, no? Proprio 100, poi passa un anno, prima, però la canzone ti rimane sempre in capo. Allora tu ti ricordi sempre i luoghi, perché tu ti ricordi, no? Spendi, no? Tu vai in capo che la canzone che ti ricorda Candy, no? E questa è la forza della parodia, rimangono impresse da capo delle persone. E io lo so perché lo faccio, perché mi sono reso conto, però non, verità, non mi posso mettere a fare parodia perché come si fa. Cioè, io già fa sempre una cosa che mi piace fa, che mi trovo sfizi a fare, con tutto che non fa, 100.000 visualizzazioni, ma una volta mi piaceva correre a rete di visualizzazione, mi piaceva fare cose che potevano fare un sacco di visualizzazioni, però in un periodo che a me questa cosa non me la può più passare, perché se faccio fare una cosa di visualizzazione, allora non la faccio proprio con quella volontà come posso fare una cosa che invece ci trovo più sfiziato, con più voglia, anche se fa meno visualizzazione, passa un cazzo, però a me non mi diverte, io penso che questa è la cosa più importante, almeno da parte mia, mi diverti a fare un video con la buona volontà, no? Però non è che non faccio una parodia per carità, se esce una canzone che mi dà malamente, ma come già l'ho detto da prima, a me sembra un chiappo a capo, no? Cioè, quando è bella questa canzone, voglio fare parodia, la faccio. Io spero di farle qualche altra parodia, però gli fa buono, no? Se la voglio fare. Sabato mi sta scendendo sabato, ma io non posso proprio rispondere, regà, perché sennò a finire campo grip. C'era un salutami Manux Lollaggio, ciao Manu, grandissimo, ti saluto, chissà, puoi salutare a Antonio Esposito, puoi salutare a Simone Esposito, signor Rombocazzi, non c'è Rombocazzi, Simone Esposito, ti saluto, Salvo Sibillo, allora non so, Salvo, voglio leggere a Salvo Sibillo, Salvo Sibillo, si scioglie pure tu, Paolo, no, Salvo dacci pezzone da voce, te la che trovare, no, dacci pezzo a voce, le gare quando ti trova, dove sta? Ah, Giuseppe Leone come me dice Gianni Omega, ma se tu cose un bevine, sarà un buon bevitore Gianni Omega. Ugo Flaminio, fa prima pure tu, ti vedo l'anno che verrà presentata che la grande casa Caru di Carlo Conto 31 perché Manit la sono l'unica che non muovevo, no, penso che non muovevo perché guarda veramente spero, ma no, sicuramente non muovevo perché non è scendo, monta GIT, ma non la piazza del plebiscito, per ci Alessi a Carlo Conti, sinceramente, anche perché no, voglio farmi sa visto Capodanno, spero di non morire perché insomma, mi immagino una mandria di persone, dico, spero che non mi scamazzano, che non mi scamazzato, ma comunque penso che è una bella cosa pure se fanno Capodanno fuori, mi sa cose, non mi facciano un sacco di tempo, quindi me lo refai, non ho altre alternative, comunque. The Show.2 c'era un video con Mandela, storia è immancabile questa domanda, ogni live purtroppo i Mandela non so fanno sentire e quindi voglio non ho idea, non ho idea. Alessio Enigma, ma nelle pubblicità ci sono i soldi. Ah, ieri sera Vincenzo Perrotta, ieri sera come film contemporaneo ha fatto Jumanji, boh, film contemporaneo, nei 50 anni, penso che è una battuta, comunque la visto pure Jumanji perché è bello, è un film che mi... Sì, non è che... sì, un po' è collegato al Natale, non so perché lo fa spesso a Natale, a me piace Jumanji, pure Robbie Williams, cose. All'epoca mi ricordo che mi rimanetti impresso, ci faceva pure un poco paura Jumanji, poi è il più piccino, mi ricordo quando tenevo, 15 anni, 16 anni, mi ricordo in Nabo, comunque mi faceva un poco paura, e io me la giusto con voi, con Volonmore a video, ma che cazzo piace Jumanji? Su video mi pare proprio una stupidaggine, perché poi cazzo i film passano 10 anni, 15 anni, parlano antichi, parlano dice all'epoca era un film nuovo, no? Il grafico, dice, magari arriva un film moderno, no? Su film fanno un po' una cagata, però è sempre
carino. Allora, salvo Sibilo, fanno sempre tu una volta una per due, scommetti che fra 50 anni si chiamerà Nutavuto per due, visto che sta sempre il stesso attore. Effettivamente Eddie Murphy si sono fatti picchiare, però sono stati forti. Ma pure tra l'altro facetti Ghostbusters, io non so se si sono ricordati, chi tiene l'età a me più o meno se le sta ricordando, perché era un film che faceva proprio negli anni 90, gli Acchiappafantasmi, comunque penso che pure, cioè, comunque di nome li conoscerete sicuramente, pure se siete più guaglioni. E a me Kill mi è sempre piaciuto i Ghostbusters, sì, quando ero piccolo, regala, volevo i Ghostbusters, capo a me quando ero rosso, volevo i Ghostbusters, capo in merda, che tenevo, capo quando ero strumzo, no, volevo i Ghostbusters, perché era bello, metteva la cartella, volevo fare la chiappa, quando mi piace si fa i fantasmi, cosa così, la trappola va a chiappare i fantasmi, cosa, era fissato. Mi ricordo, mi accattavo pure, mi faceva accattare i giocattoli, i Ghostbusters, era fissato proprio, mi piaceva assai. Achille Ceboni, c'ero di mai visti Robinson, la faccio cazzi, Robinson pure è antichissimo. Sì, era uno dei miei telefilm preferiti quando ero piccolino, perché tu sai, a me Robinson pareva tipo, ma faceva in un senso come si, non so, come si è una famiglia mia, no? Perché si va là e presa in tacca la casa, lo facevano sentire tipo che si in famiglia, non lo so, una cosa particolare. Mi piacevano, era un po' più figlio che mi faceva ridere, come si chiama, Pata, là, non mi ricordo come si chiama. E vabbè, comunque, José Calvo non c'era mai visto immobile che dà lezioni a chi lo ruba Russia a Dortmund, no, a giusto che chi lo vide, l'ho visto sulla bacheca di Facebook, ma non l'ha già cliccato, effettivamente, ho capito di cosa parli, ma l'ha già vedere, un tifoso ruba Russia a Dortmund, ha già letto immobile, ma l'ha già visto, non l'ha già vedere. Un tavuto per due, è bellissimo, schio zucchero fra, dice Andrea Assunto, rivolto a Salvo Sibili. Alessio Diagrossi, che ce lo pensa che nel gioco pensa se nel gioco GTA 5 al posto dei tre personaggi principali, Franklin, Michael e Trevon, ci fossero Barbara Tussa, Roberto Callini e Silvio Berlusconi, diventerebbe GTA Casa Caruto. Bellissimo, sarebbe da fare un gioco GTA Casa Caruto, perlomeno una grafica, no? GTA Casa Caruto andrebbe a rubare tra di noi, no? Domenico Grimaudo, Apache, dimmi pure l'enologo, oramai voglio, è diventato un grande esperto di vini, voglio, se poi Gianni Omega, qualunque tipo di domanda che sia per i vini e robe varie, potete chiedere a lui. Super Ghost Channel, fa una pagina dedicata solo a te in coppa Google e Wikipedia, si dimostra. Fai, volevo leggere la fine su commento, per muto altri comment lancio pezzi. Ah, si mostra sempre pare, grazie Super Ghost, che manca fa la posta, ma ti Ghostbusters se sei uscito tu, Super Ghost. Marco Caputo, c'ero tu hai fatto CPA e Totò faceva SPA, Società Parcheggiatori Abusivi. Non so, ci dico la verità se stai pazziano o se è vero, perché Inzu cazzo mai mi avrei un film di Totò. Totò è come una poltrona per due, Inzu mai è stato capace di vedere un film di Totò dall'inizio fino alla fine, una giornata tutta pazienza, cioè, sacci e part, no, e cose, dei meglio film di Totò e meglio part, ma non so sai mai cazzo muore tutto quanto. Comunque se ci sta su SPA non lo sapevo, ma già a cercare. Vabbè, c'ero dei mai visti Robinson, visti già la jet, Roberto Piccolo, qua Casa Caruto, non mi sai rispondere, si peggio rovini l'MD. Cosa mi sai rispondere? Roba, ma scusate che domanda mi hai fatto comunque. Luigi Esposito, c'era mai pensato di fare video commenti? Sì, poi ci ho aggiunto, da qualche volta ci ho pensato, ma che momento proprio sfizi quando dica a qualcuno, poi c'ho tipo pratico, no? Che è una casa caduta, ma io genere fa qualche video commenti. Penso che a tutto quanto ci pensa voglia di farli, poi quando vi dassi a casa. Vabbè. Salvo Sibilo chiama chi l'ha visto se non mi trova. Ah no, faccio nuovo quindi. Alessio Iagrossi, ma ne esce la puttana. Aspetta, di parlare un attimo a rete perché. Ah, Alessio Enigma si nubufa degli occhi che trapelano le case cadute. Questa bella attrice, come guarda all'occhio per una casa cadute. Allora, Simone Torraca, voglio com'è nata sta cosa di casa caduto. Ma sta cosa di casa caduta c'è sempre stata, non è che l'hai mandata e cosa, è una cosa che io sentivo, no? Quando tu, come sai, quando senti chi ti ha morto, no? Per dire, no? È una cosa che tu senti e poi la dici pure tu, no? E casa caduta è una cosa che io ho sempre sentito nell'aria, e Gicetta sempre non è stata mai una cosa dei giovani, è stata sempre una cosa di Wall Street, di gente un po' più grossa, dice questa cosa casa caduta. E poi diciamo, proprio è stata, meno io, quando proprio l'ha sdoganata, tra virgolette, secondo me è stata, credo, poi non mi voglio, così,
mi pare proprio quando su fatto lo video, lo fatto il concorso di Pandellas, se non mi sbaglio, che io facevo i video e dicevo, voglio mi raccomando, votatemi perché stiamo facendo questo concorso. E mi ricordo che c'è fu la cosa che là che stiamo facendo in Puglia, vabbè, voi sapete, penso che chi non lo sa, stiamo dicendo che stiamo facendo in Puglia, un po' a votazione. E poi sgamai che stiamo facendo in Puglia, a lui facendo un video, c'è all'anno per casa Caruto che sta facendo in Puglia, ma si proprio una frangata di casa Caruto, e quindi credo che lì forse sia stato sdoganato, tra virgolette, il termine Casa Caruto, all'Imbo poi immagino l'ha abbandonato di più perché è traslocato. Perché è bello, che può regnare quando ci vuole, proprio una casa Caruso, no, è proprio tra chi cazzo, fatto a me ancora oggi, lo dico con piacere. E poi ci scappa lui, decide, mi fa piacere su fatto, ma si è sparso proprio la voce. Andrea ha assunto le parole di Frank e Cerone non passano mai, ma pure per sapere che fine fanno Marco Appesta e Marilyn Monroe. E chi sono stati bei personaggi, diciamo, un po' di penso, perché quando fai questi... Che poi Marco Appesta aveva anche una vita sua, tra virgolette, perché sai, in dei primi parodie c'è stato questo personaggio Marco Appesta, su Marco Russo, che lo facevi, che è una sorta di Pascal Passaguai delle parodie, no? Passavo tutto A, una volta tenevo male panze, una volta chattavo con un mostro in da chat, un'altra volta non facevo entrare in da discoteca, avevi fuori. Quindi è un personaggio che aveva una sua vita così. Però poi a un certo punto la Git mi è rotto poco cazzo e quindi poi non ha avuto più continuità, per fare di cose, non l'ha fatto con me più. Mary Monroe, proprio dico proprio, era fortissima. Purtroppo ha fatto soltanto esci su mostre, poi ha fatto più. Hanno fatto fare coccata con Peste Christmas, una parte in Peste Christmas, perché purtroppo non so più in contatto con lei, se no coccata Cusarello l'avesse fatta, però purtroppo quello praticamente era la badante di mia zia, faticava a casa di mia zia. E mo non fatico più a casa di mia zia, quindi ogni tanto va a casa di zia, ma poco pigliavo di niente, però mo facciamo che la russo a rufatica e quindi difficilmente reperibile, se no avessimo una Ind sicuramente in qualche altra cosa. Poi mai dire mai in Davide, poi è tornato a fare la casa di zia, ma non ha mai indato quindi a poco film, comunque era un grande personaggio. Gennaro Tanzillo, Sabri in cui salutare, grande Jenny Tanzillo, non ricordo anche chi sei, ci hanno fatto una foto insieme, ero praticamente, pare che tengono un touch che è una coscia, se non mi sbaglio, una fotografia che vicino a Facebook, se una rete, o un gioco ottico fa sì che il mio braccio sembra che ci sto uno che sta a rete, una cosa abominevole, una cosa molto horror. Vabbè. Mai dire KO, mi saluti Isabella Minchia, è grandissimo. Mai dire KO è proprio un grande comico che abbiamo oggi qui nella chat. Che non avevo l'Italia, che eravamo parlando in Italia, però sta ancora qua. E che non avevo, sta ancora qua. Alfonso Grammigna, voi c'ero grande Alfonso, ma si mancava a fuori, c'era perché io leggevo sempre il tuo nome, che mi è rimasto impresso, che Alfonso Grammigna, Grammigna è proprio un cognome che non si sente diciamo, tutti i giorni. Manu X Lollato, c'è ma perché l'MD ti piace? Andrei più per l'Eurospin, tu giura la cioccolata è troppo buona. Allora, sì, ho qualcuno mi ha detto, dicevo, ma sta pure l'Eurospin, ma tu proprio tu, se mi sbaglio, prima mi hai scritto a Facebook. Allora, l'MD è per una scelta di pigrizia prima di tutto, perché io devi sapere, mangiava la gitto, cioè io abito in questo viale che a come esco fuori il viale di fronte ci sta l'MD, cioè quindi io non posso mai a fare spesa all'Eurospin, che ci sta anche qua all'Eurospin credo, a pianura, se non so, però ma ci fanno 5.000 manati, il busto mai, cioè non mi conviene. Invece l'MD io tengo poco di fronte, vado là, ci manca poco che scengo un po' che scengo diciamo, e vado là e faccio spesa e torno. Quindi l'MD è una questione anche geografica, che vado all'MD poi tra l'altro tiene pure i prezzi quasi imbattibili, e lo conviene, no? A me che io non faccio i soldi e quindi vado a spendere all'Auchan sti cazzo qui, ma non credo che succederà. Vabbè. Alessio Giagrossi, quest'anno non c'è Carlo Conti a condurre l'anno che verrà, ma Flavio Inzina. Ma chi se non sa questa cosa, di andiamo a tutti proprio, a me perché non muovevo. Allora, aspetta, dice sì, perché José Calleon, c'era una bella notizia, un Apple ha comprato Gabbiadini, Strinic, e toccato, non sta comprando anche Darmian, no? Poi voglio mai sentire bene che la maglia un Apple, mi so come, non ci credo a queste notizie di corridoio. Super Ghost Channel, c'era 80 fa, ah no, questo già c'è. Ehm, Andrea Assunto, con tutto bene, ad stisi Pilo Puio e Ovidre Pandellas, che le grandi Casgaru non sono degni del grande Cerrone, addirittura Andrea Assunto veramente sta scassando. Ci poi la rete, l'Aerospin già l'ha letto e a posto.
tutto. Omega Rack, se c'era qualcuno che stanno organizzando una raduna all'MD. No, a Gicetta io non vedo l'ora di fare un raduno, a parte scherzi, veramente non vedo l'ora di fare un raduno. E se non lo faccio, oggi è soltanto perché fa freddo, è soltanto perché pure mo c'ho la stessa che mo sta nel festival, però sacci che pure da scuola e quindi comunque c'è stato su genere, comunque fa tutti questi raduni, sta pensando a scuola, ovviamente non è che potete mettere a pensare ai raduni. Invece in estate, un mese di maggio, non lo so, è più scusate se mi tocco sempre un asino, ma per ora non ci posso fare niente che tengo più pette e cose, se fa perché ma per un asino, non so perché. E, che volevo dire, sì, ho fatto le radune, e secondo me è più preferibile farli in estate, aprile, ma quando vengono un po' più giornate di sole, così, perché è più bello pure a sta proprio messa una via, sto rego, più che il mese di dicembre, uno veramente fa freddo, sta un bel palo, non so, mi sa una vince, cioè oggi fanno freddo esagerato, io dicevo, dice c'ero ma a fare un giro frate, tu è un raduno. Angelo Mazzetta, c'era ma se gli adulti sono case cadute, i bambini sono casatielli caduti, casatiello, è anche una cosa grande, non so perché casatiello, oppure ma se la valigia si porta perché la porta non si valigia, con questa veramente chiuderei i commenti di Angelo Mazzilla che veramente sta proprio crollando a livello di proprio di palazzo. Angelo Mazzicciaglia, Andrea Assunto, Gianni Omega, la Miss Pavia Vasco Rossi, ma serio, che Vasco Rossi è adesso più imbriaco, più che imbriaco, secondo me si fa coccata cosa, comunque un grande, anche lui sarà un grande bevitore. Gennaro Danzillo, Fabri, vuoi salutare a me e mio cugino Ciro, grande Ciro e Gennaro Danzillo, vi saluto. Raffaele Ciotola, Ciro, ma farei qualche incontro con noi tutti su Omegle? Ma che se guarda, sai che è una cosa che mi scordo sempre di fare, ma che voglio fare, ma mi scordo sempre la fare, però, purtroppo, perché veramente mo c'ho su una casa caduta, però l'ho già fatto una volta, l'ho fatto in estate, mi sono più divertito, e l'ho già fatto, veramente, l'ho già fatto quando ero a già sbagliato poco, passo Omegle perché mi piace, infatti, per chi non lo sapesse, Omegle è un sito, cioè i sbari che c'è Rupa, se mi scrivete c'è Rupa su Omegle, non si dice fai giorni, no, per me c'è Rupa, è praticamente tipo una live, che è bello e buono, voi ci possiamo incontrare in live, però io vedo, voi mi vedete, parliamo, voi chatta come se, e poi io intendo cagna e dico, vabbè, fammi parlare con qualcuno. C'è un incontro sulla chat, un incontro in videochiamata, no? Su una chat o su una non sai, buco che stato in 5 di Taffano, lo voglio dire per chi non sta sempre a casa che non lo sa, voglio dire, quindi io non diceva dai per sottintesi che uno lo sa, ma può essere non so. Vabbè, come si chiama? Gandalf il Fucsia a Ruba e a Capodanno, e dai città già forse si è collegato, ma comunque vado in mezzo piazza del plebiscito, Misari comunque, piazza del plebiscito Misari, su Misari. Marco Caputo, c'era Rob Circo, Totò Peppino e la dolce vita, abusivi di tutti i parcheggi urbani, unitevi. Addirittura allora è fatto su chi stai dicendo tu. Anche Cerbone, c'ero se ti offrissero un lavoro nell'MD più facile, ci sarei molto emozionato, guarda, non so se accetterei, sinceramente, però sarei molto emozionato perché c'è la casacca, c'è gente che sogna di vestire la maglia del Napoli, c'è gente che sogna di vestire la maglia dell'Italia, non lo so, e io sogno di vestire la casacca dell'MD, no? La cosa blu con le cose gialle, paro granduline, di quando io a scuola alle elementari, è bello, cose blu, mi immagino, no? La cosa, come si chiama? No? Tesserine Cerrone, Fabrizio Cerrone, scaffalista, per esempio, sarebbe un bel sogno. Allora, Ugo Flaminio, Cerrone, Indorino e 15, poi spacca a fare un grande video con Frank Matanzi, infatti mi chiama, infatti non c'era pensato a questa cosa, mi chiama Frank Matanzi, io mi era dato un'idea, guarda, non c'era mai pensato di fare un video con Frank Matanzi, veramente mi ha dato una grande idea, e io mi chiama, a me, perché io Frank Matanzi volevo fare un video con me, ma io non c'era mai pensato di dire, sì, mo, lo facciamo insieme. Salvo Sibillo, voglio un grande applauso a Fabri nella salute e nella malattia, non c'è live in cui non ci sia, veramente molto una bottiglia LMD da 1 euro di prosecco, brindavamo a questa tua frase così bella. Aspetta, allora, voglio andare indietro perché stanno commenti che secondo, cioè, sono una serie di commenti che secondo me non ho letto da Granda Casa Caruta, eccolo qua, infatti stanno qua. C'è lo sai che ho visto,
Marco Caputo, manda H30, chi si rivede, ciao c'ero frate della Casa Caruta, sì, anche padre della Casa Caruta, è più che fratello. E sbaglio oppure ho risentito prerogativa, sì, ovvero guarda, è la seconda voto e la seconda live consecutiva che dico prerogativa, è perché voglio ogni tanto, cioè, mi sono proposto a voi come un grande regime cappello napolitano, un grande napoletanista, tra virgolette, cioè, come si può dire, cappello napoletano, però ogni tanto basta, mangia tutto in italiano, basta, ci deciso, mangia, perché in faccia fa vedere che i sarci ogni tanto posso cacciare una parola, cioè dopo 9 anni di superiori, voglio dire, cioè che uno è stato bocciato 5 volte e ha ripetuto tutte quelle volte la scuola, cioè, mi sarò fatto un dizionario, no? Mi sarò fatto una mia, come si dice, come si dice, poi me ne parlo, un fosforo, ma manca proprio un fosforo, un mio bagaglio, ecco, è un mio bagaglio di, di parole, no? Di vocaboli, ecco, questo. Quindi ogni tanto li sciorino a voi e faccio applicare ogni tanto una parola dicevo c'ero, però qualcuno dice ma ce lo faccio, però io no, ogni tanto una parola in italiano la conosco, è velato, è velato. Allora, Luigi ha esposto, Cero, ti piacerebbe lavorare nell'MD a fare il cassiere aprendo anche le buste? Oramai da quando ho imparato ad aprire le buste lo posso fare tranquillamente. Guarda, quello era diciamo, un muro, uno scoglio che mi fermava appunto per andare con il mio curriculum all'MD per lavorare e lui ha fatto che non sapeva aprire le buste. Questa è una prerogativa, che se la terza volta fanculo lo dico, per lavorare all'MD, senza aprire le buste come fa a fare. Non so, il cassiere, sapeva aprire. A poco a poco quelle mezze tutte poi c'è tutta busta giusta sì tutto è tutto l'angolo per le arabi tu se no non ci fosse stata questa problematica di aprire le buste l'avesse saputo così ma purtroppo non dell'altro Rachele Elena Protano buonasera hai salutato i pinguini qui a Pianura perché Rachele abita a Pianura pure lei e veramente io qua a Pianura fa un freddo speciale viva l'ha spiegato già che il clima qui a Pianura è un po' più cioè, differente rispetto alle diciamo, altre zone di Napoli, non tutte ci sono zone che fa più freddo, però a Pianura veramente è umido, fa un sciacquino freddo, cioè, una cosa che cioè, soprattutto in questi giorni, mo ci abituiamo, ci abituiamo. Io tengo ripari i casettini, tra l'altro, oggi quasi poveri dico, mi faccio ridere perché sono poveri dico, cioè, ma ci sono vari casini lunghi, cioè, poi, tra l'altro io sono a casa mia, cioè, apro questa cioè, con pigiama invernale e poi sono con pantaloncini, questa è una mia cosa, un'altra prerogativa, ok, la quarta cosa. Oramai la prossima live andiamo proprio a così, andiamo prerogative per il 2020 e mette sempre i pantaloncini da casa, no? Cioè, la coppa su invernale, capace di mettere la sciarpa per però sotto i pantaloncini, tengo questa cosa sui pantaloncini, mi fa si mettere la su, mi dà un senso di babbasone, no? Quando metto la su lungo pare un babbasone, e allora metto quando non c'è poi metto questi cassettini aizzati, quindi un ginocchio, no? Poi alla fine è come se tenesse un caso lungo, no? Poi ma sai tu pari cassettini corti, cioè la coppia di cassettini lunghi, cioè praticamente è un po' ridicolo. Se mi avessi qualcuno a trovare a casa, ci dicevo, ma ci faccio magari il carnavale, non mi faccio questo. E mi vesto così in casa, sono molto, come si dice, sono molto estruso, no? Estruso proprio la DHK, che non so se tutti sanno cosa significa, comunque sono abbastanza, da così carnevalesco, va. Vabbè, comunque sto arrotando stasera, veramente. Eh, Luca, allora, la vita è come la battaglia navale, un giorno ci sei, il giorno dopo di sette, veramente, questa, veramente, meno male che siamo nel finale con queste battutacce. Andrea Assunto, ce l'ho, ma le mai seguito wrestling? Se sì, chi erano i tuoi preferiti? No, sinceramente, guarda, il wrestling non mi è mai piaciuto, ma so che magari ti piace, tutto questo, però cioè, so che è una cosa, non dice no, perché se no venga a sputare, facci finire a casa tua con tutti i rispetti, non dice che è una cosa vera, perché non è una cosa vera, sono incontri così finti, no? Uno fa finta di volta, per carità, sono bravo perché fanno i fascini di capriolo, sono molto tutto quello che può tu, però con cose finte a me non mi sono mai quasi piaciute, come c'è wrestling, mega tutto le cose diventate risonanzi, però è sempre stata una cosa che non mi è mai piaciuta. Ma comunque, chissà che sta arredendo perché sta facendo la casacca dell'MD. Vabbè, chissà si dice cultura, non ci capite, capra, chissà, ma chiama, vabbè. Andrea Assunto, avevo fornito e dice ci facciamo. No, c'era stasera, mo l'avevo premesso all'inizio, però non è che la città tanta volta, perché non l'ho detto tantissime volte stasera, se non quando ci fate la premessa, però c'era, non credo di averlo detto tanto, non lo so, però sicuramente più poche di voto. Omega Rack, se c'è perché non facciamo una classifica di case cadute? Forse, no, io volevo fare
una cosa, non per caso caruto, che poi non vi dico, perché se no vi rovino la sorpresa, volevo fare una cosa, non per caso caruto, tra Bollmaker, cioè l'MD se porti le bottiglie, le riciclano e ti danno i soldi, ma la scoperti, non dico la scoperti questa cosa, ma sono stato uno dei primi a condividere questa notizia, me ne voglio vantare, perché veramente sono stato uno dei primi, ma mo li capito, ma in un mese fa mi ha detto un video, ero fare che c'è sta cosa, questo macchinario dell'MD, che non è qui purtroppo a Pianura, ma a Napoli Centro, che tu metti le bottiglie di LMD, le bottiglie di plastica metteranno 3 centesimi, hanno spiegato se ti buchi 3 centesimi, una bottiglia di cassa, faccio veramente, vabbè. Niente, sto prendendo che io so, vabbè, sono che le 22:31, poi stiamo a poco, ma 10 minuti, mi ci passi di chiudere, vabbè, comunque, si fanno, c'è sei stata si oppone telefonata, effettivamente uso molto il fono, è stato un mezzo, Carlo Conti, sì, appena aperta la stream già mi inizia a Madonna, già mi inizia a bufferare, bufferare che significa bufferino, questo cazzo di manco cazzo, che questo significa praticamente, su questi termini oggi. Achille Cerbone, Cerrone e Babbasone, veramente, in da casa fare un Babbasone. Ehm, Achille Cerbone, ce lo ti piacerebbe fare un gameplay tipo come Frank Matano, guarda, non ti nascondo che certi bot mi incuriosisce questo mondo dei gameplay, anche se non lo vedo, non riesco a muovere in film. Non scammeremo video di gameplay perché sono troppo lunghi, non mi riesce a chiappare, non mi concentro, forse io a vederli, perché però qualche volta mi incuriosisce perché vedo che tutti quanti vogliono stare a azzeccare a gameplay. Io purtroppo non ci gioco a queste cose, ma comunque è un mondo che mi sta incuriosendo. Mi sta incuriosendo. Chissà, Luca, allora, quante volte hai detto sfaccino? No, non sto facendo sfaccino stasera. Guarda, i primi 15 minuti eravamo 20-25 persone, ora siamo arrivati quasi a 50 spettatori. No, ma ne vero, ma sempre stato 40, 41, 43, 49, perché ogni tanto controllavo. A G-Manda 31 sembra il pazzo della settimana scorsa che distrugge i piatti alla parata di Rafa, no? Assolutamente sì, chi le pareva un babbaso, se vuoi dire questo, chi le pareva un babbaso che ne diciamo Romano a pesce insalata, grazie, mi hai fatto un complimento. Tony ci fa grande cielo, stasera ma sente una casa ottimo, ho un problema però, Padamo fa un fravocatura ma già Caddarella, e questo effettivamente è un lavoro duro che io ho già raccontato nella parodia su fravocatura, e vabbè. Che Lorenzo Migliaccio, qua c'è una scusa, sono in ritardo, no, alla fine si è venuto, però non fa niente, la può sempre vedere la live, perché è sempre registrata, mo' finito, però comunque si registra su YouTube, quindi si dà pure, non c'è stato problema. E adesso che è stata, Vincenzo Perotta ha mai nevicato a Pianura? Lo sai, sì, sì, ha nevicato a Pianura, guarda, anni fa ce n'era proprio neve, però comunque ci mesi, guarda, cioè, nel senso che Stefano poco, no, ma non mi ricordo più, cioè, c'era, tengo una capire, come pare sia nevicato qualche volta, perché mi ricordo che tenevo motorino e non riusciva a scendere in due piano perché si è ghiacciato in terra, sì, c'è stato, quando iva a scuola, che cazzo, che poi non siamo abituati a neve, no? Quindi quando ha piovuto, quando ha nevicato è stato che cazzo come cosa. Peccato che io mo ce lo tenevo motorino e ne cazzo di muovere, però comunque ci siamo divertiti, era una novità. Tu, Titti De Vizio, Congettino, come stai? C'ero spaccato con il titolo e su live. Comunque che i prodotti dell'MD hanno fatto un bel lucerone, un bel lucerone, cenone a Gillette Cerrone, un bel lucerone alla vigilia di Natale. Una roba stava a filo fuori o a porta del bagno, effettivamente. Sappiamo che i prodotti dell'MD fanno andare in docess. Ugo Flaminio, c'ero prima e con New Live. Saluto a Padano Luigi Flaminio, grandissimo signor Flaminio, vi saluto con i rispetti. Cazzo, sta avendo un film tutti scemi invece a diretto con me, vabbè, ma per carità, veramente, perché sa davvero a me, ecco, dico, uno che dice, a 10 parole, dice 3 volte, ci faccio, ma non penso che sia una cosa molto adeguata per le persone adulte. Mai dire KO, oh aspetta che c'è mia cugina che non ci crede che ci sia il live di Alici come prima. Mai dire KO, avrei messo in pari, tu sei stronzo messo in pari. Dice, Alessio Enigma, dove vai in vacanza? Quest'anno lo so, c'ho tempo, no? A parte che c'ho tempo, c'ho una cosa di soldi, quindi non so se ci vado. E mai vacanze di verità, a me basta la comare, fondamentalmente mi accontento di poco, anche se mai è stata una
una bella vacanza, Super Ghost Channel, cioè, prima o poi l'MD ti farà presente di tutti i punti vendita, ma io sto facendo di tutto per farmi notare dall'MD, ma purtroppo non mi notano, nonostante io ogni tanto ci dedico qualche frase, qualche stato, però mi cagano proprio, pure gli sfaccini, cioè, spangete, sì. Spangete la voce pure voi, ci guarda, sta uno che parla sempre di te, MD, così magari mi notano e mi fanno presidente onorario, mi accontenterei anche di una carica ad onore, ma no, stasera pure con latino mi sto dando, stasera sto spaccando, voglio proprio a fine anno stiamo proprio dando il meglio di noi, vabbè, se l'hanno detto già che sembra una casa carica a posto. Luca, allora, ci manda Super Cost Channel, aspetta un attimo, Super Cost mi sta simpatico proprio un nome. Cioè, ma prima o poi andrai via da pianura oppure muro là, che se io sono di Scampia vieni a mangiare a casa mia, anzi fattura la ringa, sono di Scampia vieni a mangiare a casa mia, no, ma io mi pianura non mi dispiace, cioè, essere sincero, non lo so, può essere un morcare, vabbè, spero in un remoto, tra poco, spero, fra 100 anni, comunque, no, non so, cazzo di domanda mi fa. Comunque Gimanda 2 giorni fa ho assistito a una demolizione di una casa, subito ho pensato, ma là la casa caduta, fonatissima, bellissima, fonata, è una cosa che mi sta facendo ridere. Lorenzo Migliaccio, Lorenzo Migliaccio, sai giusto, è in Svezia Lorenzo Migliaccio, mo mi si ricordo tu chi sei, Lorenzo che mi scrive sulla pagina Frank e Ceroni, ti saluto Lorenzo, qui in Svezia sta nevicando più di 1 metro di neve, a farci ragazzi, è stato un guaiato, però sarà bello, sarà suggestiva come cosa, la Svezia sarà proprio, quei Natali proprio, secondo me proprio, c'è proprio, allora il Babbo Natale è da là, no? Non possiamo sbagliare la Lapponia, che è in Finlandia, non che stiamo là, no? C'è là più Natale di, vabbè comunque basta, prima su fatti Natale, già mangiato dai pure, ma il DK un paio di festoni con MD e Cerrone me le sono fatte, un paio di festoni con MD e Cerrone, me le sono fatte pure io, non riesco a capire che dice, come fai ridere, vabbè comunque, andiamo avanti, Achille Cerbone, Fabri, chi vorresti incontrare come persona famosa che ti piace? Bella domanda, che ti piace però. Boh, femmina credo, no? Che bello, sai, tipo Belen, no? Se femmina ci piacerebbe vederla da vicino, diceva, Belen che è buona, no? Hai sentito la finale, piacerebbe vedere da vicino se veramente, ma secondo me sì, è sempre un po', fondamentale credo. Ehm, Trabbo me che dice, ti mettono sui volanti dell'ND, così te la facciamo in coppia i volantini, ma io c'è sta un'ape carca, a piano, no, l'ape, no, sapete, la vespa coperta, no, penso, sapete l'ape, stato qua, che c'ha quel manifesto pubblicitario, sai, sai, tipo i camion che la pubblicità, no? E conosci, però è un'ape a pianura, sta questo coso che la pubblicità. E io immagino sempre che da chi sta c'è sto un chico port e c'è sta la pubblicità dell'MD. E io immagino per fare questa cosa che cammini per le strade di pianura, questa cosa dell'MD, faccio pubblicità all'MD, è una cosa che mi fa ridere solo a me, ma immagina, e quindi vabbè. Rachele Prodano, prossimo raduno nell'MD, mi piacesse, ma hai detto World, Cerone World Tour MD, tutti gli MD ci incontriamo. Raffaele Ciotola, oggi è passato un'ora, oggi è passato un'ora, che non mi sono proprio accorto, no, è vero, pure io quando faccio la live passa un'oretta, poi ci fanno video, scusate se vi dico questa cosa, non si sentirà, su che cosa l'offie, però mi è venuto bene proprio la git spontaneamente, e l'ha già fatto pure tra l'altro. Vabbè, comunque si passa subito un'ora, effettivamente la live passa subito un'ora. Gimanda, chissà come si chiama, io così lo... Poi c'ero io vado a giocare su Days, ti faccio un grande auguro di buon 2015, cioè c'ero e ricorda per cosa, non pensare positivo, ma fonativo. Bella sta cosa, penso fonativo perché se oramai il fono è la tormento di questa sera, buon fare. Poi io oggi salutavo, abbiamo fatto una decina di minuti in più, hai che io stessi pure a parlare fino a mezzanotte, perché però a un certo punto non ce la facevo più a parlare, poi parlo sempre un'ora, e non è facile, ma dai, senza bere manco un bicchiere da scusare nemmeno una volta, e quindi è difficile. Comunque niente, voglio, mo bello di parte, colgo l'occasione per augurarvi un buon anno, no, vero, perché mo vogliamo, cioè, ci siamo a fine anno, e niente, voglio, vabbè, abbiamo fatto un bell'anno, se vogliamo è stato un anno bello perché abbiamo fatto un sacco con le cazzo, tra l'altro anche la live è nata proprio nel 2014, oggi visto prima, la prima è stato il 3 gennaio, ci fatto una live, quindi è tutta una cosa nuova del 2014. E vabbè, sicuramente facciamo, cioè, stiamo sempre qua, tutti i lunedì faremo sempre la live, ecco.
Vabbè, comunque ho aperto una parentesi sulle live, ma volevo soltanto veramente augurarvi un buon anno, buon anno nuovo. E non mi abbiamo messaggio fa queste cose, cioè, sento proprio, buon anno nuovo, sono cose per me, voglio comunque buon capodanno, che si deve diciamo. E niente, ci vediamo alla prossima live. E niente, oggi vi saluto a tutti quanti, anche a quelli ovviamente che si vedono la live dopo. Che sono pariti, ma sta cosa di quando mi scala, che sono tanti quelli che si vedono la live dopo, e perché ho adesso, fate, che già dici, e niente, oggi facendo un buon capodanno, mi raccomando, non sparate le botte, ma sparate a Barbara D'Urso. Ciao, aiuto.